Cari amici di Venezia Channel, eccoci qui, vi avevo preannunciato una trasferta particolare. Siamo usciti dal Veneto, finalmente direte voi, finalmente una tappa fuori dalla solita routine. Dove andiamo? Andiamo al Brianteo, abbiamo organizzato una cena. Ed eccoci arrivati al Brianteo. Innanzitutto ci scusiamo per la scarsa qualità audio del collegamento effettuato dall'auto. Ad aspettarci troviamo Fernanda Negrato, che ci racconta il perché di questa serata. Il nostro chef Virgilio Valenti mi ha proposto questa serata di portare a Burago il suo maestro Gualtieri Menardo, e io ho accettato, ho detto portiamo la Romagna in Brianza. È bellissimo perché noi abbiamo appunto dei territori in Italia eccezionali ed è bello farli conoscere e quindi in qualche modo è bello esportarli. Ma noi speriamo che questa novità di Romagna che abbiamo portato in quel di Burago, che magari la Brianza Burago vada in Romagna. Uno scambio di culture, di piatti, di gastronomia, proprio per dare la novità, non fermarci sempre sulla Brianza, i piatti brianzoli, eccetera. Il nostro chef è fantastico perché è siciliano. Io dico, Virgilio, portiamo la Brianza in Sicilia. E poi lei parlava di cultura prima, mi piace molto perché voi iniziate la serata stasera parlando di vino e cibo. Vino e cibo soprattutto, perché la nostra cultura della Brianza è il cibo, è il saper mangiare bene nelle cose semplici e bere bene, perché comunque abbiamo la Lombardia che è l'eccellenza dei vini. Tra l'altro il bello, questo è anche, come dire, un modo nuovo di fare ristorazione, perché una volta uno ordinava e poi alla fine che vino, invece qui partiamo insieme. Sì, qui partiamo assieme, cibo e vino, gusto olfattivo e gusto, il gusto di, come te la forchetta in bocca, deve sognare. Sognare è la cosa proprio che fanno i nostri cibi e i nostri vini. Esatto, è quello che noi puntiamo molto. Vogliamo creare questo ristorante, farlo cambiare dalle vecchie abitudini alle nuove abitudini, cioè il cliente deve uscire e dire ho mangiato, ho gustato, non mangiato, ho gustato e bevuto bene. Il nostro cavallo di battaglia, che è il Sangiovese, quindi il primo segno che sarà qui presente questa sera, che è un Sangiovese che ha fatto un po' la storia in Romagna, in quanto è stato il primo Sangiovese superiore ad ottenere un riconoscimento importante come i 3 bicchieri del Gambero Rosso, nonostante sia un Sangiovese biologico, fatto in acciaio e con una fermentazione di un anno in acciaio, fece fini, un affinamento di un anno in bottiglia. Quindi primo Sangiovese superiore a ottenere un riconoscimento così importante con la guida 2011 del Gambero Rosso. Allora, lo chef Menardo per me è un cultore della cucina classica, della cucina vera italiana. Ho avuto piacere di iniziare con la prima serata a tema col mio maestro. Maestro, devo dire, anche di vita. Ho voluto fare un brodo un po' ristretto per dare un po' più di sapore. Io ero in pensione, mi ha richiamato a lavorare.